bisogna guardare prima cosa che non ci siano buchi profondi. In questo caso qua non ci sono, vediamo sull'altro, c'è qualcosa, poca roba anche qua, però per farvi vedere come si fa a tappare un buco con soletta. È la prima cosa da fare perché anche io ce lo sto facendo. questa qua è un'operazione che sporca un pochettino la soletta, quindi dovrò farla all'inizio, non quando lo sci è pulito. Questo qua è un fornelletto a gas, quindi vado, non so, a tappare questi piccoli, guardate bene, deve essere bella calda quando va giù perché così si attacca meglio. Quelli più importanti da tappare sono quelli di traverso, chiaramente, quelli trasversali. Ecco, attenzione che questa qua cola è una plastica, la stessa plastica della soletta. Nera, c'è trasparente perché sul nero devo usare nero, sul bianco devo usare questa che sia trasparente. Il rosso È rosso, sempre trasparente. È uguale. Dovete fare attenzione a dove lo appoggiate dopo finché si raffredda un po'. Ecco, poi una cosa importante, visto che qua dovrete usare poi una lima grossa come questa per tirar via tutta questa roba in più, allora poi dovete mettere lo sci in questo senso perché dovrete andare a limare nel senso contrario allo scorrimento dello sci, quindi lo sci che viaggia in questa direzione, per fare in modo di non danneggiare la soletta dovrete fare in modo di limarla in questo senso. Fate attenzione, molta attenzione. Ecco, ok? Questa è la prima cosa da fare, quindi candeletta, fornelletto e lima grossa, aspettare che la plastica si sia raffreddata, abbiamo aspettato anche troppo poco, però il buco non era grosso, quindi non c'è l'esigenza di aspettare che si attacchi bene, devo aspettare un pochettino di più. Se per caso il buco è molto grosso e ho tolto tutta la plastica, sono arrivato sul ferro dove la plastica non attacca, allora devo tagliare con un cutter, con una taglierina, il pezzo di plastica, ritagliare un pezzo di soletta, che vendono anche i pezzi di soletta, fare il tassello uguale e incollarlo con della resina, metterlo in morsa, aspettare e poi dopo levigare, perché questa operazione qua attacca sulla plastica, quindi devo avere il buco non troppo grosso, sul ferro invece giù in fondo non attacca più, ok?